Di nuovo insieme con Ore 7 siamo arrivati al momento dell'ospite. Abbiamo in collegamento via Skype il vicepresidente della Regione con delega alla salute Riccardo Riccardi. Buongiorno intanto. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, sono diversi i temi oggi al centro della nostra attenzione. Siamo in attesa del nuovo verdetto della cabina di regia e quindi del colore che verrà assegnato alla nostra Regione. C'è il tema del modello Cividale che ieri è stato lodato anche dal presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro. Oggi il ritorno a scuola, insomma c'è attenzione anche per quanto potrebbe succedere sul fronte dell'epidemia. Il tema del giorno, che è ripreso da tutta la stampa nazionale, riguarda però AstraZeneca. Io proprio da qui vorrei cominciare. Abbiamo visto il titolo di Repubblica: vaccini AstraZeneca frena il piano dell'Italia. C'è attesa per il nuovo verdetto dell'EMA, con il governo che è pronto a cambiare le fasce d'età. Oxford che sospende le sperimentazioni sui bambini e poi il problema cronico che è quello del ritardo nelle consegne. Partirei da qui perché c'è confusione tra i cittadini e sicuramente insomma quanto sta succedendo e i verdetti anche dell'EMA che si susseguono non aiutano a rasserenare gli animi ai cittadini, in particolare a quelli che sono pronti a vaccinarsi, e poi chiaramente c'è il problema di chi si trova a gestire questa campagna vaccinale in un clima che è appunto quello che ci raccontano oggi i giornali. Facciamo un po' il punto della situazione. Ma sicuramente il tema AstraZeneca, se non altro perché è oggetto di grande attenzione di quella che io chiamo l'altra pandemia, no? Cioè tutta la cosa che sta attorno alla pandemia, quindi gli organi di informazione, la rete, le opinioni di uno contro l'altro. Io mi limito ai fatti. I fatti sono che in questo momento AstraZeneca è un vaccino autorizzato dalle autorità scientifiche e quindi noi continuiamo a somministrarlo. È evidente che nel caso in cui ci fossero dei cambi di rotta noi applicheremo le regole che ci verranno date. C'è un solo dato certo che riguarda AstraZeneca e che è coerente con tutte le cose che leggiamo, è che c'è una previsione di una riduzione significativa della consegna delle dosi, quindi parliamo del 50%, quindi quello sicuramente, indipendentemente dalle altre decisioni che potranno arrivare, ne segna una disponibilità inferiore, quindi condiziona sicuramente la programmazione che abbiamo messo in campo. Per quanto riguarda le prenotazioni di vaccini nella fascia tra 70 e 79 anni, anche qui c'è un condizionamento, comunque si pagano un po' queste notizie su AstraZeneca? Beh, sicuramente AstraZeneca ha non tanto AstraZeneca, io ragiono di fascia d'età, vedo che nella fascia d'età 70-79 ci sono 10 punti di differenza rispetto all'adesione dell'over 80. Questo per me è un dato importante, anche se vedo che oltre il valore dei 90 anni siamo al di sotto del 50% rispetto a sostanzialmente un 70% che c'è nella categoria 80-89. Quindi è chiaro, sono dei dati che stiamo osservando, siamo ancora all'inizio di quella fase che ha avviato l'apertura delle agende, dobbiamo ancora aspettare qualche giorno per vedere se questo dato è confermato. Comunque c'è una tendenza rispetto al fatto che purtroppo le persone inevitabilmente sono condizionate da tutto questo dibattito che spesso è fatto da gente che più che parlare dovrebbe stare zitta. Parliamo del modello Cividale. Ieri il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro era al Palazzetto dello Sport di Cividale, il centro vaccinale appunto della città ducale. È arrivato qui per accompagnare la madre, sottoposta alla seconda inoculazione, e insomma ha speso buone parole per quanto riguarda l'organizzazione di questo centro vaccinale che ha fatto un po' da modello poi per tutta la regione. Senz'altro fa piacere che il professor Brusaferro abbia speso quelle parole, perché sono parole importanti, sono parole che secondo me prima di tutto si rivolgono a tutti i professionisti e il personale dell'azienda sanitaria che sono impegnati in prima linea da un anno
e che lì abbiamo visto nella massima generosità e impegno rispetto a questo lavoro, a tutto il sistema di protezione civile che ha supportato insieme al sistema dei volontari, la Croce Rossa, insomma, tutta questa organizzazione complessa che ha consentito ormai in questa regione di superare i 50 punti di vaccinazione. Il modello Cividale l'abbiamo chiamato modello Cividale perché abbiamo fatto lì la prima sperimentazione, poi è stato mutuato in diversi punti del territorio regionale e quindi dà una risposta importante nella campagna massiva. A volte crea qualche disagio perché sostanzialmente non c'è un'aderenza rispetto all'ora dell'appuntamento, perché magari si arriva un po' prima, oppure perché pur arrivando nei tempi ragionevoli di attesa ci sono delle difficoltà nella raccolta dei dati dell'anamnesi che proprio perché le persone purtroppo arrivano, ed è anche comprensibile, hanno qualche difficoltà da una parte, e dall'altra devo dire che sono molto attente, fanno molte domande rispetto anche alle tipologie di vaccino che vengono proposte. Un altro aspetto, un altro tema è quello del nuovo verdetto della cabina di regia nazionale. Lo vediamo questo arancione alla fine del tunnel? Ma io non ho mai fatto previsioni dall'inizio di tutta questa storia. Io penso che però sia arrivato il momento nel quale noi dobbiamo riflettere sul fatto che le regole che stiamo applicando siano ancora attuali. Noi non possiamo fare tante regole che rischiano di essere rispettate poco, forse è meglio farne poche e farle rispettare, perché la seconda fase della pandemia ha dimostrato che dell'infezione ha avuto sostanzialmente due elementi. Ha avuto l'elemento delle mutazioni che ha reso l'epidemia e quindi l'infezione molto più veloce. La seconda, avendo chiuso determinati punti nei quali eravamo abituati a vedere la gente trovarsi, i bar, i ristoranti, i luoghi nei quali abitualmente tutti noi insomma, ci muoviamo, questo ha spostato le persone che non sono, con l'andare del tempo, non sono rimaste dentro le loro case, si sono spostate nelle case degli altri, abbiamo visto i focolai familiari. Quindi io penso che sia il caso di riflettere su questo, cercare un'evidenza scientifica sull'evidenza di quello che è l'origine del contagio e probabilmente applicare poche regole, ma quelle regole essere in grado di farle rispettare. Mi domando se molti dei luoghi che noi in questo momento continuiamo a tenere chiusi sono più o meno sicuri di quelli nei quali abbiamo registrato oggettivamente una buona parte dell'andamento del contagio della seconda parte della pandemia. E questo è quanto si chiedono anche le persone che hanno protestato, che ieri sono scese in piazza anche davanti a Montecitorio. Ma stando alle regole attuali, il Friuli Venezia Giulia ieri, secondo i dati che abbiamo visto, è sceso al di sotto dei 250 casi per 100.000 abitanti, anche se da provincia a provincia le situazioni sono molto diverse. Di fatto questi non sono più numeri da zona rossa o, come ha detto ieri Brusaferro, è meglio andarci cauti? Io sono per andare cauto, non sono per fare delle corse che sarebbero sbagliate, però non posso nemmeno dimenticare che la nostra attività di screening e di sorveglianza è molto più elevata rispetto a quello di tante altre regioni. Tanto è vero che se noi vediamo il rapporto dei casi positivi sul numero di tamponi, noi siamo in questa settimana la terzultima in Italia. Quindi mi verrebbe da dire, da noi c'è una misurazione del contagio reale. Probabilmente da altre parti questa misurazione non è presente in questi termini, questo non può essere una penalizzazione per tutta una serie di pressioni che ormai sono evidenti che arrivano da sotto, cioè il sistema economico e sociale non tiene. Probabilmente dovremmo cominciare a pensare in maniera intensa alla parte del post-Covid, anche sulle patologie che non sono ferme, ma quello che il Covid ha generato, e mi domando come noi, come il sistema paese potrà tenere quelle reazioni che possono essere, guardi, per qualcuno condivisibili, per altri no. Però quando c'è una sofferenza che viene manifestata come viene manifestata, possiamo anche condannare, come giustamente viene fatto, la violenza con la quale viene
in alcune piccole parti espressa, però la stragrande maggioranza esprime un malessere che deve essere in qualche modo considerato anche alla luce delle cose che dicevo prima, perché altrimenti la gente non ti capisce. Quando la gente non ti capisce, alla fine non è che hai ragione tu, perché come diceva qualcuno che era più saggio di me, alla fine non è avere la ragione, devi trovare anche qualcuno che te la dà. Allora ringraziamo il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi per questo collegamento in diretta. Buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a voi.